Buongiorno da Taglio di Po, Fontanazzo sull'argine destro, qua appunto nel comune di Taglio di Po, vicino al ponte che congiunge sulla Romea Taglio di Po e Portoviro, tutto sotto controllo. Naturalmente abbiamo chiesto agli operatori se ci sono criticità particolari, hanno detto che possiamo stare tranquilli e comunque sono intervenuti subito. Un'infiltrazione che è abbastanza usuale nel nostro territorio, cerchiamo di farvi vedere. Ecco, sono intervenuti subito l'AIPO con i tecnici che ci hanno fuori onda assicurato che non ci sono grosse criticità. Ecco, come ci dicevano qua, con la betoniera che risolveva il problema subito. Ecco, ci dicono dietro le quinte che con questa operazione, con la benna del trattore che sta appunto coprendo la buca, il problema è già risolto. Quindi tutto rientrato, un'emergenza che ha un po' preoccupato i cittadini tagliolesi, ma che comunque, sottolineiamo, è tutto sotto controllo. Anche il Po sta ricevendo bene l'Adriatico, è abbastanza alto, ma comunque non ci sono particolari criticità. Da Leandro Maggi, da Taglio di Po, da questo fontanazzo che ha preoccupato un po' la popolazione, è tutto.